caloroso saluto al pubblico di Telefriuli, bentrovate, bentrovati allo Sguardo dell'Anima, ormai appuntamento tradizionale della domenica mattina. E da 43 anni la Chiesa italiana, nella prima domenica di febbraio e dunque proprio oggi, in questo 2021, celebra la giornata per la vita. E dunque nella puntata odierna non potevamo non accendere i riflettori su questo tema così rilevante, così importante, soprattutto nel tempo che stiamo vivendo. La diocesi di Udine da sempre dedica particolare attenzione a questo evento, a questa ricorrenza, organizzando un fitto calendario di incontri, di occasioni di riflessione e di dibattito. Purtroppo la pandemia quest'anno si è messa in mezzo, ma come vedremo la diocesi, l'ufficio diocesano per la famiglia ha trovato comunque il modo per trattare questo tema appunto in maniera approfondita e in particolar modo sul territorio. E dunque questo quello che andremo ad affrontare oggi. E questa domenica c'è un gradito ritorno perché ancora una volta insieme a me c'è Giovanni Lesa. Giovanni, ben trovato a Lo Sguardo dell'Anima. Buongiorno Anna e buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori. Siamo in un bel posto, anche se la domenica è un po' grigia, però siamo in un posto dove c'è un po' di sereno. Ci troviamo infatti nel chiostro del santuario della Madonna delle Grazie, in centro a Udine. Non sembra, ma qui fuori c'è tanto traffico, eppure qui siamo nel silenzio. È un posto che veramente invita al raccoglimento spirituale, il raccoglimento che molti udinesi e friulani in genere da secoli, possiamo dire, vivono anche compiendo dei pellegrinaggi in questo posto. Proprio qui alle nostre spalle, nella basilica, infatti è contenuta un'icona che si dice essere appartenuta addirittura al sultano di Costantinopoli e che nel XV secolo fu portata proprio qui a Udine, un'icona che nel tempo ha assunto anche, così si dice, delle proprietà miracolose, tant'è che tutt'oggi chi entra in questa basilica può ammirare l'icona della Beata Vergine delle Grazie, attorniata, possiamo dire, circondata da un sacco di ex voto di friulani che negli anni si sono avvicinati a questa effigie. E non a caso proprio questa basilica e proprio quell'altare della Madonna delle Grazie era stato scelto durante il periodo più duro della pandemia, durante il lockdown, per la celebrazione quotidiana della Santa Messa da parte dell'Arcivescovo. E dunque ancora una volta lo Sguardo dell'Anima è anche un'occasione per scoprire il nostro territorio, anche quanto antiche siano le radici della storia di questa terra e che si collegano anche a luoghi molto lontani, come appunto ci dicevi poco fa. Sì, sono dei luoghi che sono nel cuore dei friulani, come questo santuario, nel centro proprio geografico, possiamo dire, di Udine, ma sono anche nel centro della storia. Una storia che va avanti fino ai nostri giorni. Proprio ieri qui, infatti, nel santuario della Beata Vergine delle Grazie, si è celebrata la messa presieduta dall'Arcivescovo per la festa diocesana della vita. Quindi è ancora questo luogo un polmone di fede e di spiritualità per i friulani. Ecco, tu oggi sei qui con noi, però hai comunque preparato il nostro approfondimento per la presentazione. C'è anche il lavoro dietro le quinte. Esattamente, certo. Preziosissimo lavoro dietro le quinte. Allora non può farlo lui perché chiaramente l'ha preparata, la presento io. Ecco dunque la scheda per fare il punto sul tema di oggi a cura di Giovanni Lesa. La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti, bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Con queste parole i vescovi italiani aprono il messaggio pubblicato in occasione della 43esima giornata della vita, intitolata proprio Libertà e Vita. Riprendendo il magistero di Papa Francesco, secondo la CEI la libertà non è il fine, ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. Al centro delle attenzioni della Chiesa italiana c'è ancora una volta l'accoglienza della vita, in particolare di quella nascente. Con iniziative di vario genere si vogliono sostenere le famiglie, e le donne in particolare, alle prese con gravidanze non sempre desiderate, supportando in vari modi l'accoglienza della nuova vita in arrivo. Ogni anno il Ministero della Salute relaziona al Parlamento gli esiti dell'applicazione della legge 194 del 1978, la norma che in Italia regola l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza. Nell'ultimo rapporto, presentato a luglio 2020 e riferito all'anno 2018,
Si riferisce di 76.328 bambini non nati per interruzione di gravidanza volontaria in tutta Italia, 1.378 dei quali nel solo Friuli Venezia Giulia. Dai dati nazionali si comprende come nel solo 2018 non abbia visto la luce un numero di bambini quasi pari alla somma della popolazione di Gorizia e della Carnia. Il trend è in continua diminuzione. Appena 5 anni prima, nel 2013, le interruzioni di gravidanza volontarie superavano la quota di 102.000 unità. Questa tendenza comunque è bilanciata da un sempre maggior ricorso a quella che viene definita contraccezione d'emergenza, con la pillola del giorno dopo o quella dei 5 giorni dopo. L'accesso a quest'ultimo medicinale in Italia è sempre più liberalizzato. Risale allo scorso ottobre infatti il pronunciamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, secondo il quale non sarà più necessario nemmeno l'obbligo della prescrizione medica per dispensare alle ragazze minorenni il farmaco utilizzato per la contraccezione di emergenza fino a 5 giorni dopo il rapporto. In che modo nella Chiesa e nella società si investe sull'accoglienza della vita, in particolare di quella nascente? E dopo essere entrati nel tema che contraddistingue questa puntata, legata appunto alla festa diocesana per la vita organizzata qui in Diocesi a Udine in occasione della 43esima giornata nazionale per la vita, accogliamo il primo dei nostri ospiti che ci faranno compagnia quest'oggi. Siamo infatti con Pierluigi Morsanutto che insieme alla moglie Giulia, da parte dell'Ufficio Famiglia Diocesano, organizzano materialmente questa iniziativa che si è appunto celebrata ieri, la festa diocesana per la vita. Buongiorno Pierluigi. Buongiorno Giovanni, buongiorno telespettatori. Ecco appunto la festa della vita. In che cosa è consistita quest'anno e anche storicamente come veniva organizzata e che cosa veniva proposto? Già ormai un decennio, come dicevo, che anche noi in diocesi recepiamo l'invito dei vescovi nazionali, della Conferenza Episcopale Nazionale, e quindi raccogliamo questo invito a celebrare in modo importante questa giornata. E ci siamo concentrati principalmente fin da subito su invito anche dell'Arcivescovo. La cosa importante era ritrovarsi e fermarsi per la preghiera. Per la preghiera ovviamente per la vita nascente, per la salvaguardia di essa. E da lì poi ne sono nate delle cose, degli appuntamenti culturali, degli appuntamenti anche così, delle tavole rotonde, dove si è potuto negli anni approfondire, affrontare in modo anche importante, bello, per dare senso e valore alla vita nascente. Siamo nel santuario della Beata Vergine delle Grazie. Proprio qui ieri l'Arcivescovo ha presieduto questa Santa Messa in cui si è pregato per la vita, in particolare per la vita nascente. Ma anche nel territorio della nostra diocesi ci sono state diverse iniziative, forse quest'anno più degli anni scorsi, paradossalmente grazie a questa situazione sanitaria che ci vede un po' costretti a restare un po' più vicini ai nostri territori. C'è sensibilità sul territorio riguardo a queste iniziative, a queste tematiche? Sì, il tema quest'anno è stato particolarmente impegnativo, il fatto che non si è potuto organizzare molte attività, quindi il territorio è stato in qualche modo sollecitato, invitato a vivere un momento di adorazione, di preghiera, contestualmente a quello che altri gruppi familiari, gruppi ecclesiali vivranno qui in santuario, contemporaneamente anche sul territorio, proprio su invito dell'Arcivescovo, che ha invitato proprio il territorio, le foranie, le collaborazioni pastorali a vivere, a fermarsi un attimo in un momento di riflessione e preghiera, e abbiamo percepito che il territorio ha raccolto questo invito. Un'ultima attenzione chiediamo a te Pierluigi, perché una delle novità di quest'anno è consistita appunto in questa scheda che la diocesi ha così diffuso in particolare per le famiglie e per i bambini. Una scheda che va nella direzione di introdurre anche i più piccoli al tema di questa giornata nazionale per la vita, che si intitola proprio Libertà e Vita, ma vuole anche dire un'attenzione sul versante educativo. Ecco, a tuo avviso quanto è importante curare l'educazione anche su tematiche che riguardano l'affettività e l'accoglienza della vita? Direi che non è solo importante, ma è fondamentale, perché una vita nasce dentro una culla domestica, una culla familiare, per l'amore di un padre e di una madre, e quindi più che mai accompagnare la famiglia, i genitori, e quindi accompagnare questi
questi bimbetti, questi bambini, ragazzi che poi crescono e si trovano poi il bagaglio di un valore importante che è quello della vita. Quindi il fatto che già in qualche modo a livello educativo, parrocchiale, coinvolgendo le scuole materne, crediamo sia importante proprio per dare questo segno che ogni bambino può portare con sé e di quanto è importante è il valore della vita. Grazie Pierluigi per essere stato qui con noi, grazie anche per il tuo impegno e un ringraziamento che estendiamo anche alla moglie Giulia. Insieme a te ora c'è un altro ospite che accogliamo volentieri qui vicino a noi, che è Guglielmo Cocco, responsabile del coordinamento diocesano Persona Famiglia Vita, sotto la cui egida, possiamo dire così, si svolge proprio la festa diocesana per la vita. Buongiorno Guglielmo. Buongiorno Giovanni, buongiorno a chi ci guarda e spero ascolti anche un pochino. Ecco, tu sei il responsabile di questo coordinamento, appunto ricordiamo si intitola Coordinamento Diocesano Persona, Famiglia e Vita. Di che cosa si tratta? Che cos'è questo coordinamento e chi ne fa parte? Allora è un organismo appunto diocesano che raccoglie la maggior parte dei movimenti laicali e soprattutto delle associazioni e dei gruppi che si occupano di temi legati appunto alla vita, al rispetto della vita, in generale alla bioetica e ai temi antropologici. Quindi diciamo è un insieme di persone che si trova insieme con il Vescovo per dibattere e approfondire questi argomenti. Voi gli anni scorsi avete anche varato quella che è stata chiamata una carta fondamentale, che racchiude un po' i valori di fondo di questa realtà, di questo coordinamento. Ne leggo una frase perché è molto interessante. Si dice infatti che il coordinamento intende proporre a tutti il grande sì cristiano alla persona umana. Dunque non c'è appunto solo la vita nascente, ma anche il fine vita, la vita in situazioni di disabilità, la famiglia, l'antropologia cristiana. Ecco, in che modo, proprio con delle attività, iniziative, si pensa di portare avanti questo messaggio? Ecco, come diceva prima Pierluigi, purtroppo questo è un tempo un po' difficile ovviamente per tutti, ma noi abbiamo sempre cercato, negli ultimi anni perlomeno, di affrontare a largo spettro questi temi con convegni, incontri e una formazione permanente tra di noi. E in questo periodo specifico stavamo, diciamo nell'arco di quest'anno passato, preparando ed eravamo arrivati a un buon punto alla costituzione di una scuola vera e propria di bioetica a livello interregionale con personalità di vaglia. Avevamo già prenotato i tempi, i modi e in realtà questa pandemia ci ha un po' fermato. Però siamo rimasti focalizzati su questi aspetti e uno dei temi che stiamo vedendo di vedere con il Vescovo è proprio l'assistenza spirituale ai malati sia Covid sia non Covid nelle nostre strutture ospedaliere in questo momento, ad esempio. Che è una contingenza propria di questo periodo. Ringraziamo anche te Guglielmo per essere stato con noi e ci risentiremo anche per questa bella iniziativa della scuola di bioetica di cui ci parlavi, sperando che a breve o quantomeno entro un lasso di tempo sostenibile possa essere avviata. Grazie mille. Noi ci concediamo in qualche istante di pubblicità e ritorneremo nella seconda parte insieme con Anna Piuzzi. Eccoci rientrati in trasmissione, siete allo Sguardo dell'Anima e la puntata di oggi è dedicata al tema della giornata della vita che si celebra proprio oggi. Dopo aver parlato delle iniziative che ci sono e del senso di questa giornata, abbiamo scelto di focalizzare l'attenzione sulla parte diciamo più fattiva, quel accompagnare, sostenere e ascoltare le donne. Allora insieme a noi c'è Chiara Pizzimenti che è la presidente del Centro di Aiuto alla Vita della provincia di Udine, un centro che si articola in maniera territoriale tra Udine, Gemona e Tolmezzo. Ecco. E la Tisana. E la Tisana. Allora, Chiara, davvero grazie e benvenuta allo Sguardo dell'Anima. Grazie. Ecco, tra l'altro Chiara è anche medico di medicina generale, quindi persona davvero titolata per parlare su questi temi. Ecco, sentiamo in primo luogo chi è che si affaccia al vostro servizio, chi si rivolge a voi? Beh, Anna, principalmente, ciao a tutti, le mamme, ma non solo. Perché comunque la gravidanza è qualcosa che ci coinvolge tutti nell'intera comunità, per cui abbiamo diverse richieste. Ecco, e che tipo di supporto offrite a chi si rivolge a voi?
Allora, la gravidanza porta sempre, che sia cercata o inaspettata, porta sempre delle paure, tanta gioia, ma anche tante preoccupazioni, tante domande, ed è normale. E quindi la cosa che a noi piace è poterle condividere, avere uno spazio per poter condividere queste sensazioni, queste emozioni che sono normali e che ci permettano di non viverle in solitudine. Ecco, nella prima parte si è trattato appunto il tema delle gravidanze indesiderate. Ecco, quando una donna viene da voi, ecco, qual è lo stato d'animo, no? Nel momento in cui è combattuta, arriva da voi e come sta? C'è tanta paura. Il centro nasce proprio per togliere questa sensazione di solitudine ed è vero che le mamme che arrivano è proprio perché vengano alla ricerca di un luogo per poter avere delle risposte. Sono delle risposte che hanno già dentro di loro, ma potendole condividere, poter parlarne con qualcuno, ci aiuta a tirar fuori quelle risorse che già ognuno di noi ha dentro. E magari a mettere da parte anche alcune paure. Ecco, se ci fosse ad esempio una ragazza giovane all'ascolto, che cosa ti sentiresti di dire? Una ragazza che si trova in questa situazione. Allora, io mi sento di dire che una soluzione si trova sempre, non c'è una ricetta preconfezionata e quindi bisogna parlarle insieme. La cosa importante è non chiudersi nello stereotipo del c'è solo una possibilità. Io dico sempre, nessuna mamma si è mai pentita di aver portato avanti la gravidanza. Altre scelte non hanno un'alternativa, no? Ecco, molto importante quindi questo aspetto dell'accompagnare, no? Ogni vissuto e ogni storia particolare con il bagaglio di vita, con l'esperienza che ha. Io prima ho detto una ragazza, no? Voi avete diverse persone che si rivolgono a voi. Ecco, i giovani come si approcciano a questo tema? Chi si affaccia magari pensando a un'interruzione di gravidanza ha idea di quelle che sono poi le implicazioni che ci sono nella propria vita? Questa è una domanda molto difficile, perché... Non solo domande facili. Sì, perché quando è facile parlare, no, dei massimi sistemi, dell'etica, no? Quando rimane nei libri o nelle conferenze, no? Quando invece ci tocca personalmente nella vita, allora è lì che siamo messi in gioco nel profondo e tutte anche le decisioni o i valori che possiamo aver, che ci sono stati trasmessi o anche che abbiamo fatto nostri, poi nel momento no, diventa un po' un momento della verità. Ecco, bisogna ed è lì che appunto viene fuori il nostro bisogno di non essere soli. Ecco, questo è rilevante appunto perché bisogna essere in quella situazione, bisogna anche capire che cosa vuol dire essere da soli. E questo anche ci fa capire, ecco, noi ce l'abbiamo sempre davanti, il non giudicare. Ecco, questo... Perché bisogna provare a essere in alcune situazioni e poter... Sì. Mi hai anticipato la domanda appunto sul non giudicare, l'importanza dell'assenza di giudizio quando si ha a che fare con la vita degli altri. Se mi permetti, certo. Ti racconto questa storia che non è di tanto tempo fa. È arrivata al nostro centro una ragazza insieme alla mamma e dico ma la mamma l'aveva appena accompagnata in ospedale, quindi erano già pronte, aveva già il certificato in mano e la ragazza aveva già fatto la sua scelta. La mamma non ha detto niente, l'ha accompagnata, ma nel momento poi
del dover prendere la medicina, e la ragazza ha detto: no mamma, ho imparato da te, accompagnami al centro di aiuto alla vita. Questa mamma non aveva avuto bisogno di dire niente, ma il solo fatto di aver accompagnato la figlia senza averla giudicata e avendo a sua volta avuto un'esperienza di essere venuta da noi anni prima, aveva dimostrato con la sua esperienza, aveva dato la sua testimonianza, ed è stata la cosa che ha vinto. Ecco, davvero una testimonianza significativa. Velocissima, un'ultima domanda. Abbiamo parlato di ragazze, di donne, anche di una mamma. E gli uomini? I papà? Gli uomini, guarda, noi infatti si sentono sempre un po' esclusi, però sono fondamentali perché possono dare quella sicurezza, quella tranquillità, quel sostegno di cui una donna può avere bisogno in un momento così delicato. Davvero grazie Chiara per questa testimonianza, davvero, davvero importante e che dire, buon lavoro davvero. E dopo questa bella testimonianza approfittiamo della presenza di Giovanni Lesa, che non è sempre con noi se non dietro le quinte, per fargli qualche domanda, perché Giovanni non avrei pensato di passare indenne la tua presenza qui. Basta che non mi fai le domande difficili accumulate in tutte le puntate con Don Daniele, perché tienile anche per lui. Le abbiamo selezionate apposta. Ah, grazie, che onore. Scherzi a parte, tu prima hai fatto riferimento al messaggio dei vescovi e al tema della giornata, la libertà e vite, quindi questo significato della libertà come non fine ma appunto mezzo, tramite per il bene comune. Ecco, allora io chiedo a te, nei giovani c'è questa percezione? Cosa intendono quando parlano di libertà? Ma c'è da sgombrare il campo da un equivoco di fondo, secondo cui libertà significa faccio ciò che voglio, no? Ci sono anche delle canzoni che ripropongono questo ritornello, no? In modo anche simpatico, però libertà non è fare ciò che si vuole, libertà è qualcosa che va di pari passo con la responsabilità, che è una parola molto brutta, se vogliamo dire la verità. Quando si dice a un ragazzo, un adolescente, devi essere responsabile, scattano subito le barricate difensive. Perché sembra appunto qualcosa che limita, no? il tuo agire, il tuo poter fare. E invece no, perché dire libertà e responsabilità significa sapere che tu puoi rispondere di ciò che fai e in questo anche saperti indirizzare verso un bene, quindi la libertà è libertà per un bene maggiore. Ecco, avviandoci verso la conclusione, siccome tu sei anche segretario della pastorale giovanile, ecco, di questi temi si parla nelle parrocchie, sul territorio, ne abbiamo un po' accennato prima. Ma di temi riguardo la libertà, la responsabilità, se ne parla. Forse quello di cui si parla poco e su cui possiamo effettivamente investire qualche energia in più è tutto un percorso di educazione sull'affettività e la sessualità, no? Anche legandoci alle tematiche che abbiamo ascoltato poco fa. Questi sono fronti su cui effettivamente qualcosa in più si può fare. Ecco, allora su questa sollecitazione, ma mi permetto di dire anche sulle parole di Chiara che ci invitava a non giudicare e a mettersi nei panni delle persone, ma anzi sostenerle e accompagnarle, io direi che possiamo davvero chiudere questa giornata, questa trasmissione e passare la linea in cattedrale, che c'è appunto la Santa Messa. Buon ascolto a tutti della Santa Messa e buona domenica. Buona domenica a tutti.